ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Nella mattinata di oggi i carabinieri di Milazzo hanno posto ai domiciliari un 55enne con l'accusa di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo incontrava gli acquirenti indossando una mascherina FFP2 modificata nella quale occultava la droga da vendere. Inoltre, le buste utilizzate per lo smercio di stupefacenti avevano il logo della macelleria gestita dall'indagato, probabilmente utilizzate per evitare sospetti e ulteriori controlli. Le autorità hanno confiscato 7 serbatoi contenenti circa 17.000 litri di gasolio destinato all'autotrazione. Il prodotto sequestrato è risultato di scarsa qualità e, se utilizzato per un periodo prolungato, potrebbe provocare danni agli ingranaggi dei motori, aumentando le emissioni di gas di scarico oltre i limiti consentiti dalle normative europee a tutela dell'ambiente. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato 2 catanesi, un 54enne e un 23enne, per il reato di furto aggravato in collaborazione in un cantiere di via Plebiscito. Gli agenti hanno immediatamente arrestato i sospetti e hanno scoperto che 4 piattaforme di ponteggio in alluminio erano già state caricate su una Citroen C3 parcheggiata nelle vicinanze. Federconsumatori Sicilia continua a monitorare i prezzi dei biglietti aerei da e per gli aeroporti siciliani in vista delle festività pasquali 2023. La situazione risulta paradossale in quanto, al diminuire dei posti disponibili, i prezzi aumentano di conseguenza. Quando l'aereo è pieno, un altro volo diventa prenotabile con prezzi bassi, che poi aumentano come per il volo precedente. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle ore 16.